Gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita lunedì prossimo sul corpo di Davide diranno perché quel bravo Boccia è morto improvvisamente mercoledì notte dopo che la sera prima, per un'ora, era stato al pronto soccorso del San Martino. Un mal di testa anomalo e episodi di vomito avevano preoccupato la famiglia, oggi costretta a piangere la scomparsa del figlio, per ora, senza un perché. Davide Bristotta aveva da poco compiuto 18 anni, si apprestava a frequentare il quinto anno al Liti di Belluno e giocava a pallavolo con la Spes. Il volley, una passione condivisa con il papà Paolo, Paolino per gli amici, che in gioventù aveva militato in A1, con la mamma e il fratello di 2 anni più giovane, Alessandro, raggiunto dalla terribile notizia mentre era impegnato in Albania negli europei di categoria Under 17. Nell'abitazione di Sedico, dove ieri mattina, oltre agli operatori del SUEM, sono arrivati anche i carabinieri, stanno giungendo a valanga messaggi di cordoglio dal mondo dello sport. Anche la FIPAV 3-1 ha espresso la propria vicinanza a Paolo e Barbara e ai fratelli di Davide, Alessandro e Nicola. Una famiglia stretta in un dolore senza fine anche a causa del lutto per la morte di Stefano Teno Bristot, fratello del papà di Davide, ex presidente del consorzio Belluno Centro Storico, stroncato dal Covid pochi mesi fa a soli 61 anni. Il 17 giugno Davide si era sottoposto alla vaccinazione anti-Covid, ma il tempo trascorso sembra escludere una correlazione tra la somministrazione della dose di Pfizer e la sua morte, oscura e straziante. La Procura di Belluno ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e solo all'esito dell'autopsia si potrà capire se vi siano o meno responsabilità a carico del medico del pronto soccorso che martedì sera ha visitato e dimesso il giovane dopo avergli somministrato una flebo.